Buongiorno, buongiorno in diretta dallo studio di Focus TG. Ancora gli incidenti stradali, una strage senza fine sull'asfalto, sangue sull'asfalto ormai da mesi e direi anche anni a questa parte. L'ultimo schianto a Rosà, un centauro di 38 anni ha perso la vita. Andiamo in diretta da Federico Fusetti con Alessandro Costacurta. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Focus TG. Sì, come dicevi, purtroppo ancora sangue sulle strade. Qui siamo a Rosà, in via Pacelli. Rosà è a pochi chilometri da Bassano del Grappa e purtroppo questa notte attorno alle 2 un motociclista, un uomo di 38 anni di Rosà, per il momento non è stata ancora resa nota l'identità di questo ragazzo, si è schiantato sul muro che vedete qui alle mie spalle, che vi sta mostrando Alessandro Costacurta. L'unico segno che rimane è quella piccola chiazza probabilmente di olio del motore, che è stata coperta con la segatura, qualche piccolissimo pezzo di carrozzeria a terra, pochi danni anche sul muro di recinzione della casa, ma è qui che sono intervenuti i sanitari del SUEM, come dicevo, attorno alle 2. Poco prima c'è un dosso, quindi al momento ovviamente la dinamica è tutta da ricostruire, ma insomma potrebbe aver certamente influito sulla guida di questo giovane. I vicini non hanno sentito nulla, perché in realtà qui si dorme con le finestre chiuse e i condizionatori accesi, che evidentemente hanno coperto il rumore dello schianto della moto. E come dicevi, è una lunga scia di sangue, perché in Veneto negli ultimi 4 mesi, pensate, sono 30 i motociclisti che hanno perso la vita, metà dei quali sotto i 30 anni di età, un po' da tutte le province, da Verona al Trevigiano fino a Veneziano, fino agli ultimi 2 ragazzi di 16 anni che hanno perso la vita ad Arzignano nel Vicentino soltanto pochissimi giorni fa. Come dicevo, quindi è intervenuto il SUEM, il ragazzo era in gravissime condizioni, è stato intubato qui sul posto, poi trasferito all'ospedale di Vicenza, dove purtroppo questa mattina non ce l'ha fatta, e ovviamente continuano i rilievi e le indagini da parte dei carabinieri per capire che cosa sia veramente accaduto a questo giovane. Io e Alessandro Costacurta, direttore, ti restituiamo la linea. Grazie Federico, davvero hai fatto bene a ricordare questo dato impressionante, cioè 30 vittime soltanto di motociclisti, stiamo parlando, 30 vittime negli ultimi 4 mesi in Veneto, qualcosa di spaventoso, ed è cordoglio, dolore ad Arzignano e tutta la Valle del Chiampo per la morte di 2 sedicenni che sono stati investiti da un'auto che ha invaso la loro corsia. Si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP di Vicenza il 50enne accusato di averli travolti e uccisi nella notte di Ferragosto. Si chiamavano Mattia Cardascia e Giulio Pizzolato, entrambi sedicenni, erano in sella ad una moto, sono morti dopo ore di agonia nel reparto di terapia intensiva pediatrica il giorno dopo l'incidente. L'arresto è stato convalidato e per l'uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari. La Procura della Repubblica di Vicenza ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di omicidio stradale plurimo. Nel frattempo si è in attesa degli esami tossicologici sul guidatore, che dai primi accertamenti e test eseguiti sul luogo dell'incidente avrebbero dato esito positivo. Andiamo con Francesca Pezzo e Tommaso Migotti. Vediamo la prima pagina del Gazzettino, perché si parla di un altro incidente, e cioè quello in cui ha perso la vita una ragazza di 22 anni. Il tragico gioco del destino, il titolo del Gazzettino, è una storia, un altro incidente a Jesolo, lo scambio di posti con un'altra coppia, lei in moto, il fidanzato sull'auto, e su questa ragazza dolce e sensibile, Samantha Vitale, di 22 anni, triestina, che è morta nello schianto mentre si trovava in vacanza a Jesolo. Sentiamo il servizio di Anna Maria Parisi. Chiuso
super lutto il negozio di cartoleria a Trieste dove lavorava Samantha Vitale, la 22enne triestina che ha perso la vita a Jesolo domenica sera 17 agosto mentre viaggiava come passeggera su una Kawasaki all'incrocio tra via Martin Luther King e via Istituto Marino nei pressi dell'ospedale. Grave e ricoverato a Mestre in codice rosso l'amico 34enne che guidava la due ruote. Samantha era in vacanza da amici che la ricordano come una ragazza altruista e sensibile. La tragedia dopo lo schianto fatale con una Fiat 500 che svoltava sulla strada per l'ospedale di Jesolo mentre il ciclomotore procedeva dritto. Dopo l'impatto la moto è uscita di strada. Per la ragazza purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il cordoglio alla famiglia di Samantha, del primo cittadino di Jesolo, con il suo messaggio di aspirata pronta ripresa anche al ragazzo che ora sta lottando per la vita a Mestre. È stato purtroppo un tragico fine della settimana di Ferragosto che ha visto un incidente mortale, una vera e propria tragedia, e quindi inviamo alla famiglia della ragazza coinvolta la più sincera vicinanza da parte dell'amministrazione comunale. Ieri sera abbiamo appreso veramente con profondo dolore quello che era accaduto. Ovviamente inviamo anche al ragazzo un invito a una pronta guarigione, sperando che possa evolvere verso il meglio. Poteva essere un azzardo fatale quello della notte scorsa a Casella d'Asolo, una 21enne rotolata a bordo strada cadendo dal finestrino dell'auto guidata dall'amica, risultata poi ubriaca all'alcol test. È scattato un rosario di contestazioni e più che altro sono imprudenze che poi possono costare molto, molto care. Erano reduci da una serata brava le due ragazze che nella notte hanno inscenato un gioco pericolosissimo all'altezza della rotonda di Casella d'Asolo, mentre la prima, una ventenne di Altivole, stava guidando ubriaca. La seconda, di un anno più grande, di Fonte, era seduta sul montante del finestrino da dove è caduta rovinosamente. Le due si trovavano a bordo di una Lancia Y, mezzo che avrebbe imboccato la rotatoria da via Bassanese ad altissima velocità, tanto da sbalzare la 21enne fuori dall'abitacolo. Rotolata a bordo strada, la ragazza è stata soccorsa da un passante mentre l'amica ha proseguito la propria corsa, forse senza nemmeno rendersi conto dell'accaduto. Individuata poco dopo dai carabinieri della radiomobile di Castelfranco Veneto, è stata fermata e sottoposta immediatamente ad alcol test. Quasi scontato il verdetto, il tasso alcolico è risultato 3 volte il limite di legge, 1,49 grammi per litro. Da qui la denuncia per guida in stato di ebbrezza, il ritiro della patente e il sequestro amministrativo dell'auto. Non si esclude anche una denuncia per lesioni stradali. L'amica ha infatti riportato ferite gravi e una prognosi di 28 giorni, ma è del tutto evidente che quell'azzardo poteva rivelarsi fatale, e questo su di un tratto già tristemente noto alle cronache. È sicuro? Da morire. E cosa bisognerebbe fare? Non lo so neanche io, ma se la gente non si dà una regolata qua andrà sempre peggio. Vanno molto veloci qua. Sì, dopo ovviamente qua c'è la rotonda, quindi si sente anche delle belle frenate, insomma. Però cosa si può fare? Autovelo, controlli? Magari più controlli, questo sì. Qua la velocità non è tanto controllata. Stop. Servizio di Christian Arboit, e vediamo i controlli sulle strade che hanno portato nei guai padre e figlio a Castelfranco, un doppio intervento che ha lasciato di stucco gli stessi vigili perché padre e figlio sono risultati positivi all'alcol test. Nicola Zanetti. È bastato poco agli agenti della polizia locale di Castelfranco per capire cosa fare. Non solo il 38enne di Riese appena fermato in auto era con il cellulare alla guida, ma aveva pure un tasso alcolico 2 volte superiore alla legge e, ciliegina sulla torta, la patente scaduta da 7 anni. Un florilegio di violazioni tale da far scattare immediati la denuncia e il sequestro del mezzo. Ma quello che è accaduto dopo ha superato anche le aspettative dei vigili. Senza vettura, l'uomo è stato costretto a chiamare il padre per farsi venire a prendere. Peccato che anche il genitore, un 66enne, all'arrivo in auto fosse alticcio. Gli agenti se ne sono accorti subito. Sottoposto anch'egli all'alcol test, è risultato avere un tasso addirittura superiore al figlio. Altra denuncia e altra sanzione immediata. Alla coppia sconsiderata, i vigili hanno aggiunto anche altri 2 automobilisti nelle stesse condizioni poco dopo, uno di Resana e uno di Piombino Dese.
Adesso andiamo ad Istrana in diretta da Cristian Arboe e da Alberto Pivetta, perché ci sono stati momenti di paura quando un'auto è piombata nel giardino di una abitazione. A te, Cristian. Sì, direttore, buongiorno anche da parte di Alberto Pivetta. Ci troviamo in via Postioma a Istrana, all'altezza di via Francesco Baracca, dove si sono vissuti attimi di panico questa notte intorno all'1:30 per un'auto che si è lanciata come un proiettile in questa rotatoria, una rotatoria molto nota per chi percorre questa strada. Prima ha divelto il palo della luce che Alberto vi sta mostrando, poi pericolosamente si è diretta verso il muro di questa abitazione, muro che è stato letteralmente grattato. Da qui non si capisce come l'auto che è carambolata all'interno del giardino di questa abitazione, una vera e propria carambola, un'auto catapultata di fatto sui rami degli alberi che vedete, che Alberto sta inquadrando. Il mezzo che si adagia sui rami e che appunto poteva diventare una trappola mortale per il 31enne che si trovava alla guida. Da lì la mobilitazione di uomini e mezzi, la paura dei residenti. Sono arrivati i carabinieri, gli operatori del SUEM 118, soprattutto i vigili del fuoco che hanno estratto quest'uomo dalle lamiere. La buona notizia è che quest'uomo si trova al Cafoncello fuori pericolo di vita. Vedete i segni, parlano da soli, i segni dell'impatto su questo muro bianco che è stato anche in parte frantumato qui appunto nell'angolo. Insomma, una traiettoria folle, l'ennesima che vi raccontiamo e che ci raccontano anche Elisa e Francesco Corusso, che sono due fratelli che abitano qui a poche decine di metri. Elisa, questa notte cosa hai sentito? Questa notte, appunto nel cuore della notte, ho sentito un forte boato e ovviamente l'ho collegato subito a un incidente. Come spesso accade qui in questa strada, purtroppo la gente corre troppo ed è l'ennesimo incidente che accade. Gli è andata bene in questo caso e siamo tutti felici, però decisamente qui i guidatori sono sempre ultimamente fuori controllo, non rispettano i limiti e corrono decisamente troppo. E appunto sì, abbiamo sentito questo forte boato e ripeto. Siete stati tirati giù dal letto? Quasi, praticamente, un po' tutta la famiglia e niente, appunto ripeto, gli è andata bene, però è un grosso problema quello dell'alta velocità. E Francesco, condividi questo? Lei ha già detto quasi tutto, diciamo, quindi sì. Io ho anche una dashcam, ogni tanto mi fermo a vedere i filmati e si vedono di quelle manovre. Comunque sì, come ha già detto lei, questi sono due rettilinei, quindi vi lascio un po' immaginare. Manovre azzardate? Beh, anche sì, comunque si corre perché appunto c'è il rettilineo, è libero e c'è chi si lascia andare. Qui si parla sempre di controlli, della necessità di autovelox. Voi mi fate capire insomma che è più una questione di comportamenti individuali. Beh, chiaro che alla fine ricade su quello, insomma, bisogna sapersi comportare per strada, ma non tutti, si sa che non tutti sono capaci di tenersi, insomma. Esatto, sì, c'è troppa leggerezza alla guida, troppa. I limiti vanno rispettati perché poi succede il peggio. Purtroppo incidenti sono all'ordine del giorno e anche gravi, con esiti gravi e anche mortali. Quindi è un grosso problema questo, davvero. È sempre più pericoloso stare per strada, ecco, diciamo. Grazie Elisa e Francesco Corusso per questa importante testimonianza. Questa è l'ennesima tragedia sfiorata sulle strade della Marca trevigiana. I carabinieri stanno indagando e appunto è stata una notte di super lavoro per i soccorritori e i vigili del fuoco. Per il momento da via Postioma a Istrana è tutto. Direttore con Alberto Pivetta, ti restituisco la linea. Grazie molte Cristian, grazie. Poi speriamo di non doverci collegare per altri incidenti, ma ormai sono all'ordine
del giorno, ripeto, abbiamo dato il dato dei centauri morti negli ultimi 4 mesi, 30, e sono soprattutto giovani. Vediamo l'intervento di Luca Zaia in Consiglio regionale. Il Presidente ha detto che bisogna creare una cultura della sicurezza. È intervenuto sul dibattito seguito ai recenti fatti di cronaca con protagonisti, soprattutto giovani guidatori. Bisogna lavorare, ha detto il Governatore, sulle persone, e ai ragazzi dico: la vita è una, non credetevi invincibili e non mettete alla prova la sorte. E adesso passiamo ai predoni dell'Est, e non soltanto i predoni dell'Est, perché arrivano un po' dappertutto. E poco più di una settimana fa aggredirono e picchiarono una coppia di anziani a Padova, e questa banda è stata sgominata dalla polizia. È una banda di albanesi, sono sospettati addirittura di aver compiuto 30 colpi. Erano stati protagonisti di una violenta rapina nei confronti di una coppia ultrasettantenne di Padova. Arrestati dalla polizia 3 albanesi di 25, 29 e 34 anni. Domenica 10 i 3 avevano provato l'assalto ad un'abitazione. I proprietari di casa però erano rientrati prima e avevano sorpreso i ladri reagendo. I predoni si sono quindi accaniti sul padrone di casa, l'hanno picchiato e poi hanno cercato di aprire la cassaforte con un flessibile. Subito si è attivata la squadra mobile dove grazie anche a un sistema di telecamere si è riuscito così a individuare quello che era il basista, un cittadino già residente nella nostra provincia da tempo, e quindi individuata poi l'abitazione che fungeva anche da base logistica, il blitz il 12 di agosto, e quindi con il fermo dei 3 e gli altri 2 appena aggiunti che sono stati rimpatriati. Oltre ai 3 autori della rapina sono stati rintracciati anche altri 2 connazionali, probabilmente chiamati per compiere altre rapine. In casa i poliziotti hanno trovato arnesi da scasso, contanti e monili d'oro, oltre a vario materiale provento delle razzie. Un'attività importante, infatti stiamo rivisitando investigativamente, sono circa una trentina i colpi, non soltanto nel capoluogo Padova ma anche in altri comuni della provincia, da Albignasico, Borgoricco, Campo San Piero, e probabilmente la lista di reati è destinata sicuramente ad aumentare. I furti in casa hanno un andamento stagionale, si intensificano nei mesi estivi e in quelli tardo autunnali. Tra i suggerimenti che il questore dà ai cittadini, anche quello di non postare foto delle vacanze sui social network. I ladri infatti sono soliti pianificare i loro colpi e sanno come sfruttare questo tipo di informazioni, ma non solo questo. Trattandosi di gruppi che poi fanno cellule che fanno un minimo di sopralluogo, uno per esempio dei primi elementi che può dare un'indicazione se dentro c'è qualcuno o meno è per esempio la cassetta delle poste, no? Se la posta, la corrispondenza non viene ritirata, quello è un segnale che probabilmente i proprietari sono assenti. E sui giornali escono particolari che danno l'idea di quanto possono essere anche violente queste bande. Vediamo il titolo del Gazzettino: marito e moglie anziani a Padova immobilizzati e picchiati con calci e piede di porco nella loro casa da 3 rapinatori albanesi, il bottino di 2 cellulari, la fuga e poi l'arresto di questa banda, e continuano gli arresti e le denunce. Andiamo in diretta a Padova da Valentina Visentin con Federico Cibotto per la parte tecnica. A te Valentina. Sì, buongiorno direttore. Appunto continuano gli arresti, e questa volta da parte dei carabinieri, che hanno fermato un ladro cileno di 33 anni, autore di 2 furti avvenuti questa volta in provincia a 2 Carrare ed al Bignasego. Cosa è accaduto? Il furto è stato effettuato la notte tra il 13 e il 14 agosto. La vittima del furto, quando è andata in caserma dei carabinieri ad Abano Terme, è riuscita a fornire un particolare importante che ha aiutato i carabinieri ad individuare il ladro, ovvero l'avvistamento di questo furgoncino Volkswagen Caddy che si aggirava con 2 persone a bordo vicino alla sua abitazione. Grazie anche alla polizia locale, al sistema di Targa System, i carabinieri sono risaliti al furgoncino trovato poco lontano, sempre a 2 Carrare, e nelle vicinanze hanno avvistato questa persona, questo uomo di 33 anni che cercava
cercava di disfarsi delle chiavi del mezzo. All'interno del furgoncino sono stati ritrovati tutti gli oggetti per lo scasso, ma anche l'abbigliamento utilizzato per entrare in casa. Il 33enne cileno è stato arrestato anche per un altro colpo avvenuto ad Albignasego e anche in questo caso, grazie alle telecamere, si è riusciti ad attribuire proprio a lui anche questo colpo. Il suo complice invece è in fuga, ma è stato comunque denunciato. I carabinieri continuano con i controlli in tutta la provincia, hanno sequestrato un motorino ad Piove di Sacco abbandonato da 2 persone in fuga, molto probabilmente dopo un altro colpo in provincia. E come abbiamo già sentito dal questore di Padova, anche da parte dei carabinieri sono tanti consigli e l'invito alla prudenza per chi in questi giorni di agosto ancora si trova in ferie. Vi sentiamo le parole del comandante della compagnia di Abano Terme, il maggiore Carmelo Recupero. La nostra attività è sempre in costante aumento per la repressione e la prevenzione dei furti in abitazione e giorno 14 siamo riusciti a beccarne uno grazie a un particolare, grazie alla dovizia di particolari con cui una vittima ha esposto i fatti di un furto che appunto ha subito, del furto che ha subito presso la sua abitazione, segnalandoci appunto un'auto che aveva visto poco prima del furto nei pressi dell'abitazione. Grazie a questo dettaglio noi abbiamo visionato le immagini dei sistemi di videosorveglianza del comune di Due Carrare, perché il fatto era avvenuto lì a Due Carrare, con la collaborazione della polizia locale di Due Carrare, e da lì è iniziata tutta un'attività che ci ha portato a intercettare appunto l'autore di quel furto. Ecco, è importante da parte delle vittime la capacità di fornire elementi e anche di tutelarsi con sistemi d'allarme. Quali consigli possiamo dare? Ma i consigli che diamo noi sono sempre gli stessi, ma giova ripeterli. Dotarsi di un sistema d'allarme sicuramente probabilmente è il consiglio principe che io mi sento di dire, perché abbiamo notato che abitazioni dotate di sistemi d'allarme, con sistema d'allarme inserito, perché questo purtroppo è un altro errore che spesso le vittime commettono, magari hanno il sistema d'allarme ma dimenticano o non lo attivano perché si assentano per poco tempo, ad esempio per andare a fare la spesa. I sistemi d'allarme vanno installati, il suggerimento che do io è di installare sistemi d'allarme e di attivarli sempre, anche quando ci si allontana per brevi momenti. Altri suggerimenti che do chiaramente sono quelli di dotarsi, se possibile, di sistemi di videosorveglianza oppure di sistemi di difesa passiva come grate alle finestre, alle porte, e soprattutto quando si va in vacanza di evitare di divulgare sui social foto che testimoniano appunto della nostra prolungata assenza dall'abitazione. In quei casi l'altro suggerimento che si dà, anche se ormai la stagione estiva volge al termine, il periodo delle vacanze, ma comunque è un suggerimento che giova darlo sempre durante tutto l'anno, quando ci si assenta per periodi prolungati, e sarebbe il caso comunque di lasciare le chiavi a un vicino o a un parente di fiducia che sistematicamente possa dare un'occhiata all'abitazione. Avete sentito i consigli dei carabinieri, insomma, in questo ultimo periodo di vacanze, perché un po' tutta la provincia di Padova in questi giorni è davvero bersagliata dai furti, si sono contati colpi anche nell'Alta Padovana a Borgorico, ma anche a Noventa Padovana. E poi c'è anche chi purtroppo si trova in casa con i ladri che arrivano, come ci ha raccontato ai microfoni della collega Chiara Gaiani questa signora di Vigonza. Io vi lascio con la sua intervista e poi la linea può tornare allo studio. Signora Teresa, erano più o meno le 8, lei era uscita per fare una passeggiata? Sì, e mio marito era seduto in cucina a guardare la televisione. Sono entrati in casa forse approfittando del ventilatore acceso e si sono impadroniti dell'oro e dei soldi. Solo mezz'ora era durata la passeggiata della signora Teresa, che qui vive con il marito. Tanto è bastato per trovarsi al ritorno alla stanza da letto a soqquadro. Sono andata in camera mia e ho trovato i cassetti aperti e gli ho chiesto a mio marito: sei stato tu? E allora abbiamo visto che mi mancava l'oro, 80 euro sul portafoglio di mio marito che se l'aveva levato e messo. Ecco. Niente. Quindi il suo marito era a casa, stava guardando la televisione e sono entrati dalla porta? Sono entrate dall'ingresso. Le hanno portato via delle cose che a lei erano care? Sì,
Ecco, l'anello di fidanzamento, un anello che mi aveva fatto, che mia sorella che è morta mi aveva regalato un lingotto d'oro, e io gli ho detto cosa faccio, e sono andata dall'orefice e mi ha fatto fare un braccialetto e una spilla. Solo oro e soldi in contanti. Sconsolata e incredula, la signora Teresa ci mostra come siano state lasciate nel portagioie collane in pietra e orecchini di bigiotteria, ladri che potrebbe aver incrociato per strada, ci racconta. Avevo notato un gruppo di ragazzini, ma non posso dire l'età, in bicicletta, e tutti in gruppo mi hanno detto ciao, e io gli ho risposto ciao. Dopo 20 metri passa un altro ragazzino, ma era un attimo più grande, vedendolo seduto sulla bicicletta, e mi ha detto ciao. Alla notte mi viene in mente il giro dei ragazzi. Quel saluto era un saluto da prendere in giro. Insomma, è convinta che sia stati loro? Convinta che sia stati loro. Ha presentato denuncia il giorno dopo la signora Teresa, ma nel tranquillo quartiere residenziale fatto di piccoli condomini, case e villette, i ladri hanno fatto man bassa diverse volte, anche negli ultimi giorni, con i cittadini che si sentono sempre più impotenti e lanciano un grido d'aiuto. L'intervista di Chiara Gaiani. Adesso vediamo cosa abbiamo detto ieri sera a Focus. Se ne è parlato con i nostri ospiti. Il titolo era Ladri e vandali scatenati in Veneto. Questo è l'intervento di Alvise Crepè, comunicatore. Ora, a mio parere, nei comuni il controllo del vicinato è fallito, nel senso che non serve assolutamente a niente, non c'è collaborazione tra i cittadini, non c'è un referente specifico che spesso non viene trovato. Io personalmente tornerei alle ronde leghiste, nel senso che essere un gruppo di persone e intimidire i ladri e quindi prevenire una loro intrusione, con spada si risponde con spada, quindi alla fine bisogna usare gli stessi metodi dei ladri e intimidirli in qualche modo. È ovvio che è un'intimidazione non violenta, però su segnalazione o su certi orari avere un gruppo di persone come c'erano anche una volta, ben determinate e anche volenterose, potrebbe essere una soluzione, perché qua bisogna andare sul concreto, cioè è inutile partire tanto dall'alto, dal governo, eccetera. Bisogna organizzarsi all'interno del comune e rispondere pane al pane a questi personaggi che approfittano delle persone anziane oppure anche dei più deboli. Ecco. Così Alvise Crepè ieri sera a Focus. E Breda di Piave è ancora nel mirino dei ladri che assaltano una casa addirittura in pieno giorno, approfittando dell'assenza dei residenti. Danni ingenti, razzia di denaro e di ricordi e la rabbia nel racconto del proprietario. Molto rammarico, poi rabbia, che ti viene da dire tante cose. E non so, io sono del tipo che se li vedo li disfo, ma non è più possibile farne perché purtroppo non puoi fare niente con la legge italiana, perciò... La voce incrinata dall'amarezza. A raccontarci del colpo messo a segno in pieno giorno è il proprietario Vanni Martin. I ladri hanno colpito quando la famiglia era fuori casa. È stata via un paio di ore, tanto è bastato ai malviventi per fare irruzione nelle camere da letto e rubare orologi, 2 fedine, un braccialetto, i ricordi di una vita. Sono passati da questo cancello, ci spiega. Sono entrati, aprendolo, sono entrati e da quel parco lì hanno preso le loro attrezzature per poter sfondare quella porta.
Prima hanno tentato di forzare questa finestra, poi hanno sfondato la porta provocando danni ingenti alla struttura. Per riuscirci hanno addirittura spezzato la pala ed altri attrezzi. Indisturbati hanno messo a soqquadro le camere da letto. Il figlio di 5 anni si è spaventato. Quando ha capito cosa era accaduto è corso nella sua cameretta. Era preoccupato perché pensava che gli avessero portato via i suoi giocattoli, i suoi beni. I carabinieri sul posto per cercare di trovare i responsabili dell'ennesimo furto a Bredda di Piave, lo sfogo del sindaco Cristiano Mosole. Siamo in completa balia di queste persone, anche se definirle persone non è corretto, sono degli animali, mi spiace dirlo, anzi no, non mi dispiace dirlo, sono degli animali per quello che hanno fatto, scassinare, rovistare tra la roba, cosa pensavano di portar via, anzi quello che ha portato via hanno dei valori affettivi che non hanno valore, quindi dovrebbero vergognarsi, dovrebbero anche restituire il tutto, ma siccome non parliamo di persone ma di animali non ci aspettiamo chissà che cosa, anzi forse chiamarli anche animali viene da dire che si potrebbero offendere anche gli animali, ecco. Una comunità dove, dopo questi furti, regna la paura. L'appello è, anche se solo per 10 minuti, chiudere tutto nel miglior modo possibile, se si hanno impianti di allarme attivarli e dopo facciamo comunità, quindi se vediamo qualcosa che non ci rende sereni avvisiamo le forze dell'ordine. E ieri sera Focus favorevole alla linea dura anche l'avvocato Alberto Ferri, che è stato vice sindaco di Martellago. Sentiamo. Degrado delle città e delle periferie si sta estendendo anche alle periferie delle metropoli, eccetera. Questo episodio poi è avvenuto davanti al mio ufficio e al di là di quello che dice il buon Saccarola, voci di paese pare dicano che i 3 ragazzini non siano altro che il braccio armato di qualcuno che voleva fare uno sgarbo al proprietario dell'autovettura, quindi la cosa è ancora più pericolosa perché non si riduce alla, passatemi il termine, alla cazzata che possono fare 3 cose, ma dei ragazzini malavitosa. Quindi l'auspicio del sindaco è anche il mio, cioè prendere i ragazzini per capire cosa c'è dietro a questa cosa, per reprimere immediatamente, perché se anche Martellago si trasforma in una zona di guerriglia urbana, veramente il mondo sta andando avanti al contrario. Ma direttore, l'ho detto in più trasmissioni, quando in Sicilia fecero l'operazione Vespri siciliani, e cioè mandarono l'esercito, il 90% dei borseggi e dei piccoli reati di furto scomparve immediatamente, perché vi era un presidio del territorio. Ora, se è pur vero che l'ordine pubblico non può essere delegato all'esercito, è anche vero che abbiamo una serie di personaggi, di persone che potrebbero essere utilizzati per controllare il territorio, perché la polizia non può essere dappertutto, mettiamo 1, 2, 3, 4 pattuglie, ma non, quando Crepè dice ci vogliono le ronde dei cittadini, che poi sono state criticate quando era la Lega a sostenerle, possono fare quello che possono fare, ma una coppia di militari armati che vanno avanti e indietro ogni ronda per un quartiere, secondo me è un buon deterrente. È un buon deterrente, ha detto l'avvocato Alberto Ferri ieri sera. Adesso andiamo in diretta a Malcontenta di Mira da Ilaria Marchiore e Sandro Ponchio, perché il cimitero è rimasto senza acqua, grossi disagi per i parenti dei defunti. Ilaria, a te. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Esattamente così, ci troviamo proprio all'ingresso del cimitero di Malcontenta, dove da settimane oramai manca proprio l'acqua per poter dar da bere ai fiori che si portano ai propri cari defunti, però anche nelle toilette, quindi si rende difficoltoso anche poter usufruire dei servizi, in particolare per i tanti anziani che si recano al cimitero anche quotidianamente. Come vedete qui alle mie spalle è anche scritto fornitura acqua sospesa a causa di problemi all'impianto idrico, un avviso che è ormai appeso da settimane, e qui insieme a noi c'è la signora Viola, che ha diciamo in qualche modo sollevato quello che sta succedendo. Voi avete anche chiesto risposte al comune che però non sono arrivate.
appunto. Io vado da mio figlio 3 volte al giorno in cimitero a portare i fiori, sono costretta a cambiarli ogni 2 o 3 giorni e questo non è giusto. Stamattina c'erano anche i ragazzi che pulivano le tombe e non c'era acqua. Penso che insomma per guardare un tubo di un'acqua qualcosa non ci servano settimane, i giorni con 40 quasi gradi di caldo non era possibile, l'odore che c'era sulle tombe e dappertutto e ancora continua a esserci perché non c'è l'acqua corrente. Siamo costretti, io sono venuta qua per manifestare questa cosa perché non è giusto, perché i nostri cari, soprattutto i figli come me, come tante mamme, non devono comportarsi così il comune. Non è giusto perché non stiamo chiedendo tanto, però quello che è giusto per i nostri cari. Da quanto va avanti questa situazione? 2 settimane o anche 3, perché io ho perso anche il conto, perché io abito qua vicino e non conto neanche più i giorni ormai. Però non è giusto questo. Avete provato anche a chiedere delle risposte al comune di Mira? Io ho chiesto alle persone che erano qua, che facevano i lavori e loro ti dicono ma non sappiamo niente, cosa dobbiamo fare? Andare in comune? Non possiamo andare noi cittadini andare in comune tutte le mattine a chiedere. Anche perché sono molti gli anziani che si recano qui a far visita ai propri cari e sono costretti a portarsi anche queste, l'acqua da casa, come sta facendo. Per forza dobbiamo portare l'acqua da casa, per forza, per cambiare l'acqua. A parte i fiori che andiamo a comprarli, però durano un giorno o 2 senza acqua. E oltretutto c'è un odore che è impossibile passare vicino alle tombe. Io vengo lo stesso 2 o 3 volte, 4 al giorno perché abito qua vicino, però tutti non lo possono fare. Certo. Qui insieme a noi c'è anche il consigliere comunale Paolo Lucarda, grazie per averci raggiunto per collegarci in diretta. Dicevamo poco fa, questo non è l'unico problema inerente a questo cimitero, ce ne sono stati altri precedentemente. Sì, premetto che sentire queste testimonianze da parte di cittadini mi fanno rabbrividire perché purtroppo io sono qua in cimitero quasi ogni giorno e mi misuro con i cittadini e spesso sono in difficoltà a dare delle risposte, anche perché sono un consigliere di opposizione e ho fatica a relazionarmi e farmi ascoltare. Voglio dire sì, mi hai lanciato un messaggio adesso che questo cimitero forse è sfortunato, dico così, perché di fatti ne sono successi in passato, vedi le lapidi che 3-4 anni fa cadevano dalla 6ª e 7ª fila e che per solo fatalità non hanno provocato dei danni fisici alle persone, perché sono cadute quando la gente non passava, specie soprattutto nei periodi caldi, perché sono sprovviste di borchie. Questo problema l'ho sollevato al comune e loro hanno preso la linea di dire ogni concessionario si deve far briga e deve metterla in sicurezza, il che non va bene, perché se tu mi dai in concessione un loculo e io lo pago, devi darmi un loculo in sicurezza. Okay? Questo è uno dei casi. Poi un altro importantissimo, che lo stesso la signora Viola qua è stata protagonista, c'era un pavimento sconnesso qui all'ingresso, ma dico 4-5 mattonelle sollevate, che la signora è caduta in quelle mattonelle sollevate e si è provocata anche di danni fisici. Se volete io l'ho sollevato il problema forse 10-15 volte, dicevano solo che si erano assicurati, come per dire siamo a posto, e il problema è andato avanti circa la bellezza di 3 anni. Dopo 3 anni sono venuti a sistemare le mattonelle. Credo che ci vorrebbe un po' più amore per questi cimiteri nel nostro territorio, perché parliamo solo di un cimitero e quindi Malcontenta, ma nel comune di Mira abbiamo 5 cimiteri nelle varie frazioni, e che se ci fosse da parte dell'amministrazione un po' di più amore queste cose non succederebbero. Okay. Ecco, questo è l'appello che si fa all'amministrazione, poi in particolare anche per questa situazione affinché si ripristina al più presto. Ringrazio il consigliere Paolo Lucarda, ringrazio la signora Viola. Sempre grazie a Paolo, grazie Paolo. E qui da Malcontenta restituisco la linea allo studio.
Grazie Ilaria Marchiori, al nostro operatore Sandro Ponchio. Vediamo le fiamme nella notte in un edificio abbandonato di via Rivago a Giussago di Porto Gruaro, sempre nel veneziano. Sul posto sono giunte le squadre del distaccamento di Porto Gruaro con un'autopompa e autobotte supportate dai colleghi di Latisana e Pordenone. Presenti anche i carabinieri di Porto Gruaro per i rilievi e la gestione della viabilità. Per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, la strada provinciale SP70 è stata temporaneamente chiusa al traffico. L'intervento si è concluso intorno alle 3 senza il coinvolgimento di persone, non ci sono per fortuna feriti. Le predazioni dei lupi anche a Bassano e quindi in pianura, non più soltanto sull'altopiano. A Valrovina, il giorno di Ferragosto, in 2 lupi hanno attaccato e ucciso il cane di una famiglia che ha deciso di contattare la nostra redazione. Sentiamo Chiara Gaiani. 6:44 del giorno di Ferragosto. Le immagini della telecamera mostrano chiaramente un lupo aggirarsi nella proprietà di una famiglia di Varrovina, frazione del comune di Bassano. In pochi istanti al primo animale se ne aggiunge un secondo. In giardino, proprio a quell'ora, esce il cane di famiglia Roy, un cocker di 7 anni. È il primo ad alzarsi e i suoi movimenti danno la sveglia a tutti. Non è il solito rumore quello che sveglia i padroni di casa. A destarli di soprassalto sono i lamenti terrorizzati di Roy. Usciti fuori si precipitano a soccorrere l'animale agonizzante che, portato dal veterinario, morirà il giorno dopo. Un dolore grandissimo per la famiglia che Roy lo aveva accolto cucciolo e lo aveva visto crescere, compagno di giochi dei figli. Il più piccolo, 10 anni, da Ferragosto non riesce a darsi pace e non esce più di casa da solo, terrorizzato di trovarsi davanti i lupi. È l'ennesima predazione, purtroppo, con i lupi che girano giorno e notte e si spingono sempre più vicini alle case. La signora Monica, che non se la sente di parlare ma che ci ha fornito tutto il materiale, è provata dal dolore e anche dalla paura e sconsolata ripete: cosa si sta aspettando? Che i lupi attacchino una persona, magari un bambino? Ci ritroviamo davanti anche quando camminiamo di giorno. Mio figlio non esce più di casa ed è tornato a dormire con me. Non è normale. Il nostro era un cane di famiglia. Questi animali non possono morire così. Il caso di dengue a Barbarano Vicentino. Il virus è stato diagnosticato ad un uomo dopo un soggiorno in Thailandia. L'ULSS Otto Berica avvia trattamenti anti-zanzare per prevenire degli altri casi. Sentiamo. Un caso di dengue nel Vicentino. Il virus viene diagnosticato a Barbarano a un italiano che non vive nel paese e che è da poco rientrato da un viaggio in Thailandia dove la malattia è endemica. Il paziente, colpito dalla febbre, è in buone condizioni, isolato a domicilio. La dengue è una malattia che la zanzara infetta, prevalentemente di giorno, trasmette con la sua puntura. Il virus si presenta generalmente con febbre, mal di testa intenso, dolori muscolari e articolari, disturbi gastrointestinali ed eruzioni cutanee simili a quelle del morbillo. Molto più raramente la dengue si presenta in forma emorragica. In Veneto si è registrata negli ultimi tempi con una ventina, massimo una trentina di casi all'anno, soprattutto con la ripresa dei viaggi internazionali dopo la pandemia. Per contenere il rischio di trasmissione, l'ULSS Otto e il comune di Barbarano, che ha emesso una specifica ordinanza, avvieranno appositi trattamenti antizanzare che si svolgeranno nei prossimi giorni nelle zone a rischio, con l'obiettivo di evitare la comparsa di casi secondari. Il servizio di igiene e sanità pubblica seguirà con la massima attenzione l'evoluzione del caso e le operazioni di trattamento. Servizio di Carlo Alberto Inghilleri. Intanto un terzo caso autoctono di chikungunya in Veneto, ancora una volta nel Veronese. Lo ha accertato il laboratorio di microbiologia e virologia dell'azienda ospedale Università di Padova in un uomo di 69 anni residente nel comune di Verona. È stato possibile individuare rapidamente i luoghi di possibile esposizione alla zanzara infetta identificati in un'area al confine tra i comuni di Negrar, di Valpolicella e Verona e già sottoposti a interventi di disinfestazione straordinaria nei giorni immediatamente successivi alla segnalazione. L'uomo con sintomi
sintomi insorti l'8 agosto, febbre anche delle eruzioni cutanee, dolori articolari, era stato segnalato dal pronto soccorso dell'azienda ospedaliera universitaria di Verona nell'ambito del rafforzamento della sorveglianza dei casi sospetti nel territorio. Adesso torniamo alla cronaca nera, perché c'è ancora troppa violenza in tutte le nostre province, in particolare a Mestre ci sono casi di aggressioni e di pestaggi. Ha lanciato un appello al prefetto di Venezia, il negoziante di via Rizzardi, che è stato pestato da un gruppo di 3 persone già note alle forze dell'ordine. La sua unica colpa, averli rimproverati perché urinavano sulle sue vetrine. L'incubo di nuovo si è fatto vivo. Chiediamo l'intervento subito delle forze dell'ordine. Loro sanno. Viso tumefatto, lividi ed ematomi ben visibili. Si rivolge direttamente al prefetto di Venezia, Darko Pellos. L'appello di Abdul Made per tutti Medi, titolare 30enne di un patronato CAF qui in via Rizzardi a Marghera, fuori dal quale sabato scorso è stato aggredito con violenza e preso a pugni in faccia da un gruppo di 3 ragazzi ubriachi dal forte accento dell'est, peraltro già noti alle forze dell'ordine perché con precedenti anche per furto, sorpresi a lordare in modo indecoroso la vetrina del negozio di parrucchiera accanto e per questo da lui richiamati. Nel momento in cui io mi sono girato, mi sono visto catapultare un pugno prima da questa parte. Non riuscivo a capire che cosa fosse successo. Appena mi sono girato ho preso un altro pugno qua e dopo ho iniziato a difendermi. Nel momento in cui ho iniziato a difendermi, altri 2 suoi amici che erano con lui hanno iniziato a aggredirmi brutalmente. Le sue condizioni non risultano gravi, ma i segni delle botte e dei pugni in faccia sono evidenti. Queste sono persone che continuamente a Marghera cercano di disturbare le persone, chiedere i soldi. Appena diciamo che hanno un minimo di appoggio cercano di comunque aggredire le persone. Noi non siamo più al sicuro nella nostra città. Oggi è successo a me, domani potrebbe succedere a qualcun altro. A sporgere denuncia per altri episodi simili, sempre qui in via Rizzardi, anche il vicino ristoratore cinese e il tabaccaio italiano. Persino l'istituto bancario di Rimpettaio ospita, si fa per dire, da tempo un senza fissa dimora, anche molesto, dicono dalla banca, vestiti appesi e materasso proprio sulla porta della banca, da quella opposta il suo carrello con coperte sotto le quali si nasconde la più varia mercanzia dalla dubbia provenienza, oggetto del mercatino nero del pomeriggio. Senza parlare dei tossicodipendenti che si fanno di crack e di eroina anche in pieno giorno, ci dicono gli stessi clienti sempre della banca. Così nella denuncia collettiva di commercianti, residenti e cittadini di quest'area di Marghera, che presto arriverà sul tavolo dell'autorità prefettizia. Noi raccoglieremo le firme e manderemo una lettera al prefetto chiedendo una riunione sia con la Questura di Venezia che con le forze dell'ordine, in modo che possano far partecipe anche tutte le associazioni piccole e grandi che esse siano, perché questa è una lotta di tutti. Andiamo in Friuli Venezia Giulia, perché Mario De Ganis ha perso l'uso di un occhio dopo l'aggressione subita da 5 giovani davanti all'osteria di San Giovanni al Natisone, che gestisce da anni. Mario De Ganis è ancora in ospedale, dove oggi è stato sottoposto ad accertamenti che hanno confermato un danno irreversibile. Dalla nostra redazione di Udine, Francesco Pezzella. L'occhio è perso e devo stare ancora un po' qui per l'infezione. C'era ancora la speranza che il danno non fosse irreversibile, ma l'ultima visita di controllo non è andata come sperava. Mario De Ganis, titolare dell'osteria al Chianton di San Giovanni al Natisone, aggredito da un gruppo di 5 ragazzi davanti al suo locale, non recupererà la vista dall'occhio raggiunto dal pugno sferrato da uno di loro. Qui vedete siamo in presenza anche di scalini, marciapiedi, muretti. Poteva andare molto peggio. Qualcuno ha ricordato il tragico caso di Scimpetto Minaga, colpito dal pugno, caduto, morto in seguito alle conseguenze del trauma alla testa, quindi poteva davvero andare molto peggio. Si è sfiorata la tragedia qui a San Giovanni al Natisone. Mario aveva chiesto ai ragazzi soltanto di spostarsi. Ne è uscito con una ferita grave e una fiducia da ricostruire. Quando si sarà ripreso fisicamente pensa di tornare in osteria? E poi
e devo passare il tempo. Io sono lì per passare il tempo e basta. Le indagini per rintracciare i 5 responsabili dell'aggressione vanno avanti. Il cerchio si stringe sempre di più grazie alle telecamere di videosorveglianza della zona e alla descrizione fatta dallo stesso Mario dei ragazzi. Aveva avuto già in passato qualche problema? No. Facevano, però buttavano le biciclette, disteravano le biciclette per terra. Quello era brutto vedere. Ha fatto un appello a colui che lei ritiene sia stato a sferrarle il pugno di costituirsi. Sì, è vero. Sì. Quindi lei pensa di averlo riconosciuto? Sì, lo conosco. Tutti quei 5 che sono sempre insieme. È una banda di ragazzi aveva picchiato, ricorderete, sempre a Udine un imprenditore giapponese che aveva perso poi la vita. Ieri sera a Focus, vi dicevo, abbiamo parlato anche di vandali oltre che di furti e prima abbiamo sentito le parole di Alberto Ferri che di Martellago è stato vice sindaco. Vediamo i fatti di Martellago perché sono particolarmente gravi. Avrebbero le ore contate i 3 baby vandali che sabato notte hanno incendiato queste 2 auto con la Mercedes andata completamente distrutta e ridotta nella parte anteriore quasi in cenere. Prima il boato, poi le fiamme altissime, lo shock e la paura nel cuore della notte a Martellago. Mi hanno svegliato alle 2 dicendomi che una macchina ha preso fuoco e che dei ragazzi stavano scappando. Quindi là si è iniziato tutti quanti le chiamate ai carabinieri e chi di dovere. A fuoco anche la Madonnina accanto al municipio. Oggi siamo tornati subito operativi e come vedete la Madonnina è stata ripristinata alla sua bellezza, perché un atto come quello che è successo l'altra notte non deve più succedere e Martellago non ci sta e dice di no. I 3 teppisti avrebbero voluto dare fuoco ad un terzo sito, questo negozio ora con le saracinesche abbassate, sulla cui fioriera esterna è stata trovata una delle bottiglie incendiarie improvvisate e costituite da una bottiglia di vetro dotata di un tappo stoppino infiammabile e creato con i volantini dell'agenzia immobiliare che si trova dall'altra parte della strada. Poco lontano da qui una terza auto è sfuggita al raid incendiario dalle ragioni ignote e sembra ancora senza un perché, con scene da guerriglia urbana. Il primo cittadino si rivolge direttamente ai teppisti. Vi conviene confessare, dice. Di autodenunciarsi, almeno avere il coraggio di autodenunciarsi, come hanno avuto il coraggio del fuoco alla macchina anche di farlo. Non è successo, io so che le indagini stanno andando molto veloci avanti e presumo che a breve verranno anche presi. Saccarola ha già presentato denuncia. E ripeto, con l'indagine in corso e con l'aiuto dei cittadini sono sicuro che questi ragazzi verranno presi il prima possibile e avranno la loro pena. La polizia di Treviso ha arrestato in flagranza di reato un uomo di 31 anni che era stato indicato da alcuni cittadini come spacciatore attraverso l'applicazione YouPol. L'indagato è stato sorpreso mentre stava per vendere alcune dosi di cocaina per un peso complessivo di 6,5 grammi. Nell'automobile e nella sua abitazione sono state ritrovate altre quantità della sostanza e 350 euro in contanti. A Sossano un bambino si è perso lungo il fiume e fortunatamente è stato ritrovato sano e salvo dopo un'ora. Sossano, momenti di angoscia, di paura. Un bimbo di 7 anni lascia le sue scarpette vicino a Leona e si allontana mentre il papà lavora nell'orto. Siamo a sud del paese e sono le 8:30 di sera quando cala il sole. Purtroppo un attimo di distrazione ha fatto sì che il bambino si sia allontanato da solo e abbia fatto preoccupare il genitore che era con lui. Il bimbo percorre la via che costeggia il fiume e va in direzione di Campiglia dei Berici. Appena si accorge che il figlio non c'è più, il padre, preoccupato che il bimbo malauguratamente possa essere caduto in acqua, lancia l'allarme e scattano le ricerche. Sul posto accorrono i vigili del fuoco del distaccamento di Lonigo che iniziano a cercare il bimbo, ma a quell'ora ormai non c'è più luce. Considerato anche l'orario, ormai eravamo all'imbrunire e la prontezza di spirito appunto del papà ha fatto sì che venissero allertati subito i soccorsi per attivare le ricerche.
Queste ricerche sono poi andate a buon fine e il bambino è stato ritrovato distante dal punto in cui erano, ma completamente incolume e riportato poi ai genitori. Fortunatamente il piccolo viene trovato dopo circa un'ora dalla sua scomparsa in un campo vicino e sta bene. I genitori hanno potuto così riabbracciarlo. Il sindaco Enrico Grandis ringrazia i soccorritori per la felice conclusione di questa storia. Un plauso e un ringraziamento particolare va ai vigili del fuoco per la velocità e la prontezza nell'intervento, soprattutto per il lieto fine a questa vicenda. La morte, il servizio era di Carlo Alberto Inghilleri, la morte del piccolo Carlo Panizzo che era scomparso a Cavallino a Treporti, un bambino di 6 anni che poi è stato ritrovato morto a circa 200 metri dalla riva. L'autopsia ha accertato che è annegato. Le amiche della mamma del piccolo Dana parlano di un gesto concreto di sostegno e di critiche e di insinuazioni che hanno ferito la famiglia. Nessuna autopsia, gli accertamenti si sono conclusi con un esame esterno del corpo, da qui il nulla osta alla sepoltura. La Procura della Repubblica di Venezia ha deciso così rispetto alla morte una settimana fa a Cavallino Treporti del piccolo Carlo Panizzo, 6 anni, annegato davanti alla spiaggia di Capasquali. L'ultimo saluto mercoledì mattina alle 10, giorno per il quale il comune di Roncade ha indetto il lutto cittadino. Un'altra durissima prova, il funerale del figlioletto per la mamma Danuta e il padre Fabio, e proprio a favore della mamma nell'arco di una settimana la raccolta fondi avviata dalle amiche della palestra che Dana frequenta ha superato la soglia dei 30.000 euro. Amiche che spiegano di aver voluto compiere un gesto concreto per lei. Lei non sapeva assolutamente niente di questa raccolta fondi, quindi è stata proprio inaspettata. Purtroppo i soldi non daranno mai indietro un figlio, però sicuramente un futuro magari la potranno un attimo aiutare a ritrovare un po' di serenità, o se si vorrà prendere del tempo da lavoro per stare vicino all'altro figlio o del tempo per lei, qualsiasi supporto, insomma, abbiamo voluto aiutarla in questo modo. Un'iniziativa nata nelle ore immediatamente seguenti alla notizia che il piccolo annegato a Cavallino era il figlio minore di Dana. Ci conosciamo più o meno tutti a Roncade. E quando abbiamo sentito lei che era il suo bambino, insomma, siamo rimaste tutte scioccate, è stato abbastanza agghiacciante, cioè io non me lo sarei mai aspettato, anche perché Dana stessa è una madre iperprotettiva, premurosa. La raccolta fondi era proprio partita come un aiuto concreto, ma non pensavamo veramente di arrivare a una cifra così grande, tanto che tante associazioni private e non private ci hanno chiamato di attendere, di chiuderla. Tantissime persone vicine a Dana, anche persone, cioè addirittura gente straniera, perché alla fine leggevo anche i nomi, tante persone insomma da tutta Europa, penso. Ma c'è anche qualcosa che alle amiche ha dato dispiacere. Sicuramente tantissime critiche, uno nei confronti insomma di Dana come mamma, che è una cosa secondo me inaccettabile, perché purtroppo sono cose che non si possono neanche prevedere. E 2 insomma per la raccolta, perché noi abbiamo cercato insomma di aiutare Dana in modo concreto e in buona fede, con trasparenza, insomma. Quindi magari la cosa che mi è dispiaciuta di più sicuramente sono state le critiche in un momento delicato come questo, quando sicuramente magari era più opportuno capire la situazione e rimanere sicuramente in silenzio. Servizio di Lina Paronetto. Adesso vediamo i titoli dell'Arena di Verona. Tornano le scritte Novax, vandali al cimitero di Ferrazze, un raid fotocopia al Chievo. È successo a Verona e a San Martino Buon Albergo. Vedete troppi bambini uccisi dai
vaccini, è una delle scritte. A Verona 13 le famiglie arcobaleno, Tommasi, il sindaco, registra 4 bimbi, mi hanno trasmesso molto. E poi il solito truffatore, sono il figlio di Bocelli, ho un pacco per te, truffa da 6.000 euro, per fortuna sventata alle poste. Ancora un incidente, perde il controllo dell'auto a Roverè ed esce di strada, 3 feriti nella notte a Conca dei Parpari. Allora andiamo in pubblicità, pochi minuti con i nostri registi Francesca Pezzo e Tommaso Migot, state con noi. Uno dei tanti titoli che sono usciti sulle prossime elezioni regionali, via col Veneto, la lista Zaia che agita il centrodestra e fa infuriare Giorgia Meloni. Lega e Fratelli d'Italia, secondo questo giornale, non trovano la quadra. La Premier punta sul suo uomo Luca De Carlo, ma Zaia non cede. Se verrà imposto un candidato da Roma, scatterà la sua lista personale. Matteo Salvini tifa per Alberto Stefani e si aspetta questo ennesimo incontro al vertice romano dei leader dei partiti della maggioranza che dovrebbero decidere sia il nome del candidato del centrodestra sia la data delle elezioni, non si sa ancora quale sia. Ancora per la politica l'uscita di Carlo Calenda che auspica l'abolizione delle regioni, ha scatenato le polemiche, provocazione hanno detto molti politici, ma il tema regionalismi c'è. Questa è la dichiarazione del presidente veneto di Azione Niccolò Rocco, mentre arrivano strali da Lega e Fratelli d'Italia. Sia le regioni come momento di espressione delle autonomie locali, no diciamo a quei carrozzoni che impediscono al Paese di essere competitivo. Sintetizza così Niccolò Rocco, presidente veneto di Azione, il senso del pensiero di Carlo Calenda sulle regioni che tante polemiche ha scatenato nelle ultime ore. Vanno abolite, ha detto Calenda, figure come Zaia tengono in ostaggio politica e partiti. Fulmini e saette dalla Lega, ma per Rocco il tema c'è. Quella di Carlo Calenda è stata ovviamente una provocazione, lui ha detto che le regioni vanno depotenziate, ma ovviamente si riferisce per esempio alle 7 regioni del sud che hanno un dissesto per quanto riguarda la sanità. La posizione di Calenda ovviamente non è quella dell'abolizione, che è una posizione storica dell'MSI, i riformisti invece sono sempre stati per un modello federale alla tedesca. Ma per i leghisti Alberto Villanova e Roberto Marcato la conseguenza logica del Calenda pensiero sarebbe che per coerenza Azione uscisse da ogni trattativa in tutti i tavoli delle regioni che andranno al voto. E io ricordo Marcato dire che Forza Italia non faceva parte della coalizione in regione, ricordo Marcato dire che non deve esserci una lista del presidente e ricordo Marcato dire che il candidato presidente del centrodestra doveva essere scelto in Veneto. Sappiamo che questa cosa non succederà perché verrà scelto a Roma e allora chiedo all'amico Marcato, che molto stimo, se visto che tutte queste condizioni non si presenteranno, se lui invece correrà o per coerenza rimarrà a casa. Di buttad di Calenda parlano da destra a sinistra. Le regioni oggi sono funzionali e danno risposte e hanno soprattutto forza legislativa per quanto è di loro competenza. Non capiamo questa uscita fuori luogo, secondo noi, di Calenda. Penso che insomma sia stata più una sparata agostana che una vera e propria proposta politica. Mi ricorda tipo Salvini o la Meloni quando dicevano che avrebbero abolito le accise sulla benzina. Sono cose che poteva dire la Meloni quando aveva il 4%, adesso che ha più del 20% si guarderebbe bene da dire aboliamo le accise sulla benzina. Pelloni però non butta tutto il ragionamento, anche perché in Veneto Azione è in predicato di trovare un accordo proprio con il candidato di centrosinistra Giovanni Manildo. Voglio cogliere l'aspetto positivo secondo me della provocazione di Calenda. Io sono sinceramente per ridurre la burocrazia e oggi spesso la regione è un elemento di burocrazia. Ma una riflessione, conclude, meriterebbero anche legislazioni differenti nelle varie regioni e gli eccessivi poteri dei governatori, temi, dice, su cui aprire una discussione. Servizio di Lina Paronetto e la politica del Veneto si scontra anche sulla sanità, lo stop alla mappatura
dei NEI nella sanità pubblica in Veneto, agita le forze in campo e provoca appunto un contrasto tra maggioranza e opposizione. Alla Regione, che ha precisato che si tratta di una scelta nazionale, il Partito Democratico risponde attraverso la capogruppo Vanessa Camani che i melanomi sono in aumento e che sarà presentata una mozione urgente in Consiglio regionale. Chiara Gaiani. Cancellare con un tratto di penna la forma di prevenzione più importante come lo screening dei nevi e farlo ad agosto e scaricare la responsabilità sul governo romano, che poi peraltro è sempre di centrodestra, ci sembra un atteggiamento irresponsabile e anche ingeneroso nei confronti dei bisogni sanitari della nostra regione. Opposizioni all'attacco della regione dopo che la mappatura dei NEI è diventata a pagamento perché non più prevista tra le prestazioni a carico del servizio sanitario. Non una scelta del Veneto, ha precisato in un comunicato alla Regione, bensì un aggiornamento stabilito a livello nazionale con l'entrata in vigore del nuovo nomenclatore tariffario dei livelli essenziali di assistenza, LEA. Alla precisazione Vanessa Camani, capogruppo PD in Consiglio regionale, risponde così. I dati del centro del registro tumori Veneto dicono che il melanoma alla pelle è il quinto tumore più frequente riscontrato nella nostra regione. Sono dati che sono in continua crescita. Certamente è necessaria la prevenzione, cioè la cura personale della pelle nell'esposizione al sole, ma è evidente che soprattutto per le regioni del nord, con un fototipo chiaro, con la pelle chiara, eccetera, questa patologia inizia ad essere oggettivamente molto presente tra la popolazione. Nessuna riduzione delle visite dermatologiche, precisa la Regione, che chiama ancora una volta in causa i medici di base. Sul punto i consiglieri di minoranza sono pronti a dare battaglia a Palazzo Ferrofini con la presentazione di una mozione urgente rivolta al presidente Luca Zaia e all'assessore alla sanità Manuela Lanzarin. Se il governo di destra lo ha cancellato dai LEA, il governo di destra del Veneto dovrebbe reinserirlo come prestazione extra LEA, soprattutto per le persone che hanno una familiarità, che hanno già avuto un episodio di melanoma, che hanno un fototipo di predisposizione, quindi pelle chiara, occhi chiari, capelli chiari, o che hanno una presenza significativa di NEI. Ieri sera a Focus eravamo in diretta quando il presidente Trump a Washington ha improvvisato una specie di talk. Ha sorpreso molto i 7 leader europei che erano con lui e con Zelensky per parlare dell'accordo, degli accordi che Trump è riuscito a siglare, ma accordi per ora ancora sulla carta e del tutto inutili, con il presidente Putin ad Anchorage, e quindi abbiamo parlato delle conseguenze di queste trattative, del fatto che ancora non abbiano sortito risultati e anche delle prospettive e degli effetti di tutte queste vicende internazionali sulla politica locale e nazionale. Sentiamo Alberto Villanova, che era tra gli ospiti. Uno standing, come si suol dire, internazionale in questi anni sicuramente di primissimo livello. È molto brava secondo me dal punto di vista dei rapporti anche personali con i leader, e quindi sta dimostrando insomma di avere la stoffa per star seduta dov'è questa sera. Secondo me è un po' rischioso, come dicevo prima, il tema della sicurezza dell'Ucraina basato sull'articolo 5, cioè sulla mutua, cioè sul fatto che soldati europei e italiani, immagino, perché se la proposta arriva dall'Italia, possono entrare in conflitto per difendere l'Ucraina. Secondo me questo è un tema molto scivoloso, molto pericoloso, e sul quale io ho diverse perplessità, perché io non ho particolare fiducia né di Putin né di Zelensky. Diciamo, è una situazione lì, sicuramente una situazione molto ingarbugliata, che parte ben prima del 2014, quando c'è stata la prima guerra nel Donbass, dopo con la guerra del 22, cioè c'è una situazione che si trascina veramente da decenni. Però, siccome non mi fido molto di Putin, nel momento in cui si firma questo accordo, nel momento in cui c'è questa tregua e eventualmente i soldati europei, italiani dovessero entrare in Ucraina per garantire la pace, siamo sicuri che Putin dopo non riprenda il conflitto per provare a testare se effettivamente l'Europa è decisa a combattere, a difendere l'Ucraina?
e quindi metta a repentaglio la vita dei soldati italiani ed europei? Siamo disposti come europei, come italiani, a far morire dei nostri soldati per l'Ucraina? Punto di domanda. E questo è l'intervento, una parte dell'intervento di Alberto Villanova, presidente della lista Lega Lista Zaia in Consiglio regionale dell'Intergruppo, presidente dell'Intergruppo. Vediamo il ritorno dei vacanzieri, di una parte dei vacanzieri. Molti nel frattempo sono partiti, ma le città si stanno nuovamente affollando ed è il tempo di bilanci per un Ferragosto che è stato molto intenso anche per i soccorritori in montagna, perché molti sono coloro che si avventurano rischiando la propria pelle su sentieri pericolosi. Il bilancio dell'ULSS 1, l'ULSS 1 Dolomiti, parla di un aumento degli infortuni e delle richieste di aiuto. Fabio Fioravanzi. 3 giorni in qualche numero. Ecco che cosa hanno registrato gli operatori dell'ULSS 1 Dolomiti tra il 14 e il 17 agosto. 999 chiamate al 118 con un più 14,5% rispetto a un anno fa, 314 interventi, di cui uno di psicologia di emergenza, 20 missioni di elisoccorso e, dato che fa pensare, ben 6 incidenti in bicicletta di una qualche rilevanza. Abbiamo registrato un 1% di codici rossi e un 10-12% per quanto riguarda appunto i verdi ed i gialli. Quindi diciamo così un Ferragosto che è stato monitorato, è stato servito da parte dei nostri professionisti in maniera assolutamente adeguata, efficace ed efficiente. Ferragosto alle spalle, mentre guardando in avanti c'è l'arrivo di 20 ecografi per l'acquisto dei quali è stata firmata oggi in diretta la delibera. 1.400.000 euro l'investimento, una cifra importante che si è voluto comunicare in un'unica occasione, senza contare l'arrivo imminente di 2 TAC a Belluno e a Feltre per una spesa rispettivamente di 650 e 220.000 euro. 16 sono ecografi che vanno a sostituire tecnologia di vecchia data, 4 sono assolutamente nuovi, sono ecografi che vanno posizionati in tutti gli ospedali distribuiti in tutti gli ospedali appunto della nostra azienda, quindi a Belluno, a Feltre, ad Agordo e a Pieve, in vari servizi. È una risposta importante che diamo non solo ai nostri professionisti per farli lavorare nel miglior modo possibile, ma soprattutto anche alla comunità che entra nei nostri ospedali e dà la possibilità di utilizzare tecnologia all'avanguardia. Mare e montagna, il SUEM 118 in prima linea in un'estate complessa per numero di interventi anche sulle nostre spiagge. Il caldo torrido, il solleone, l'esposizione negli orari di punta sono solo alcuni dei fattori che hanno provocato malori gravi in spiaggia e in mare. L'elisoccorso Leone 1 è intervenuto numerose volte nelle varie località turistiche della zona. Dal 1 giugno l'elisoccorso è intervenuto in almeno 10 casi in cui i pazienti hanno avuto delle sindromi di annegamento. Pazienti che sono quasi sempre adulti con un'età media compresa tra i 50 e i 70 anni e l'elisoccorso interviene direttamente sulla spiaggia e se vi è capitato insomma di vederlo durante quest'estate, l'equipaggio viene verricellato direttamente sulla battigia della spiaggia e interviene direttamente sul posto. Per quanto riguarda gli adulti, si tratta di persone che hanno già delle patologie prevalentemente cardiopatiche che vanno a fare il bagno nelle ore più calde della giornata. Il consiglio è sempre quello di sì, fare il bagno, ma magari prediligere delle ore della giornata che sono più fresche, come la mattina presto o il tardo pomeriggio. Ma anche le condizioni stesse del mare non sono una cosa che non influisce, no? Non so se è esperienza di tutti, ma quante volte siamo al mare, la bandiera rossa del bagnino sventola,
perché magari c'è molto vento, ma c'è comunque qualcuno che fa il bagno, e quindi il fatto di osservare i divieti che sono fatti per la sicurezza delle persone, già questo sarebbe diciamo un bel risultato per evitare poi che succedano degli incidenti come quelli che sono successi durante quest'estate. Attenzione massima va rivolta soprattutto ai bambini più piccoli. Il sole può provocare gravi danni, il mare può essere insidioso. La dottoressa Orazio ha poi spiegato le dotazioni che dovrebbero avere i bimbi che non sanno nuotare. Braccioli e ciambelle, ci dice, sono classificati come giocattoli. Sicuramente l'unico dispositivo che è considerato anche un DPI è il giubbotto di salvataggio, che è un antigalleggiamento e un antiannegamento proprio propriamente detto, che ha delle caratteristiche che gli altri non hanno. Prima fra tutte il fatto di avere un sostegno dietro il collo che permette al bambino di mantenere la testa, e quindi naso e bocca, fuori dall'acqua. Un'estate nera questa, con tragedie che hanno colpito comunità intere. I sanitari del SUEM 118 in prima linea sempre, pronti ad intervenire, mare o montagna che sia, ma l'appello per tutti è quello di godersi le vacanze mettendo davanti la cautela e la sicurezza personale. Visto di Daniela Sizzia, e nonostante l'ordinanza e i controlli continui, anche nel fine settimana bagnanti sono entrati in acqua nel Brenta, a Campo San Martino, nell'area della spiaggetta della Morte, dove i carabinieri hanno elevato la 6ª multa. La foto è stata diffusa sui social da un residente. È domenica e, in barba all'ordinanza, ai cartelli scritti in diverse lingue e ai possibili controlli con il rischio di multe fino a 500 euro, ci sono alcune persone nelle acque del Brenta, nell'area che è stata ribattezzata la spiaggetta della Morte. Tutti in piedi, nessuno si sta immergendo completamente, ma resta molto pericoloso quel tratto di fiume nel territorio comunale di Campo San Martino, dove negli ultimi 20 anni sono morte 10 persone, 2 lo scorso anno. Tragedie che il comune con la regione prova ad evitare attraverso l'ordinanza che scadrà il prossimo 30 settembre. Anche nella giornata di domenica i carabinieri, nel corso di un controllo mirato, hanno elevato una multa, portando così a 6 il totale delle contravvenzioni. Un problema che tuttavia resta aperto, quello delle spiaggette naturali che si creano lungo il corso del Brenta. Nel giorno di Ferragosto, infatti, 2 giovani sono rimasti feriti nel territorio tra Fontanive e Grantorto, e uno dei 2 è stato soccorso grazie all'intervento del gommone e dei vigili del fuoco. Servizio di Chiara Gaiani, e dopo l'appello del sindaco di Rozzo sull'assalto dei furbetti del Porcino in altopiano, arrivano anche i controlli e anche tante multe molto salate. I furbetti del Porcino hanno vita dura in altopiano. Dopo le polemiche sui predatori di funghi senza permesso e senza rispetto, sono scattati i controlli dei carabinieri forestali che hanno effettuato 110 verifiche nella provincia di Vicenza, accertando 75 illeciti solo nella zona dell'altopiano. La casistica è varia e ricalca quanto denunciato dal sindaco di Rozzo solo qualche giorno fa sull'assalto indiscriminato di fungaioli e semplici curiosi che sono saliti in altopiano a migliaia senza rispettare i giorni di permesso e i volumi di raccolta consentiti. I carabinieri hanno rifilato oltre 5.000 euro di multa per raccolta in giornate non consentite, uso di contenitori impropri o quantità in eccesso. I militari hanno infine controllato un'ottantina di veicoli che viaggiavano su percorsi sterrati, appioppando multe e sanzioni per 1.500 euro. Una risposta molto chiara al grido d'allarme del sindaco Lucio Spagnolo, che solo pochi giorni fa ai nostri microfoni aveva denunciato una situazione non più tollerabile. Fa pensare che 75 interventi abbiano portato a oltre 5.000 euro di sanzioni. È giusto, la strada è questa, la strada giusta da percorrere, anche se non dobbiamo essere molto orgogliosi e vantarci di una cosa del genere. L'avvertimento del sindaco è molto chiaro, come era stato chiaro quando il primo cittadino aveva lanciato durissime parole contro gli abusivi e i furbetti dei boschi. Le regole vanno rispettate perché ci sono e non perché ci sono i controllori pronti a sanzionare. 2 chili di funghi raccolti in un cesto con il permesso alla mano nei giorni previsti, e i carabinieri forestali potrebbero dedicarsi anche ad altri servizi.
Spagnolo ha però anche parole di ringraziamento per le migliaia di persone che salgono in altopiano rispettando le regole, la natura e i luoghi. Ringraziamo soprattutto tutti coloro che sono stati controllati e ai quali non è stato possibile fare una sanzione perché erano perfettamente in regola. È così che si fa, si rispettano le regole e nessuno avrà più niente da dire. Servizio di Ferdinando Garavello, che è il capo della nostra redazione di Bassano del Grappa. Andiamo ancora in pubblicità 1 minuto e mezzo e torniamo subito da voi. Nuovo in diretta con Focus TG, andiamo a Bassano del Grappa dove la borgata Rea di Pove del Grappa, per la precisione, insorge contro gli odori molesti provenienti da una vicina azienda. Su molte case sono apparsi striscioni di protesta e di vendesi. Vediamo. Vendesi è la parola più ricorrente sugli striscioni della borgata Rea a Pove del Grappa. La zona residenziale sulla sponda sinistra del Brenta si trova a ridosso di un'area artigianale dalla quale provengono da tempo odori fastidiosi, in particolare dalla ditta che si occupa di lavorazione di scarti animali. L'attività dell'azienda è autorizzata, ma le lamentele non si fermano. Noi sentiamo puzza sempre, adesso per esempio non c'è, però prima è passato un camion e puzzava. Delle volte puzza perché passano i camion, delle volte invece puzza dall'azienda e noi viviamo in tutto questo, in putrefazione, che è un odore spaventoso di notte, tanto la notte. Di recente, era il 4 luglio, un incidente con la perdita di un carico di carcasse sulla vicina statale 47 aveva reso evidente il problema anche ai non residenti. Da circa 3 settimane il gruppo spontaneo Cittadini Determinati contro l'odore ha deciso di rendere più plateale il proprio disagio affiggendo striscioni alle case e pare che qualche proposta di acquisto sia già arrivata. A poco sono serviti i sistemi di abbattimento degli odori che l'azienda nel frattempo ha installato. Non è cambiato nulla a tal proposito, in più oltre a sentirsi ancora l'odore abbiamo l'altro problema del rumore, quindi dopo il danno anche la beffa. Io non posso essere obbligata, tutti noi non possiamo essere obbligati a chiudere le finestre, avere un climatizzatore in un paese come Pove che offre un'aria meravigliosa sempre ed è basta, siamo proprio stanchi. Nella zona ci sarebbe anche uno stormo di gabbiani a loro volta attirati dalla presenza di cibo. I cittadini aspettano risposte e soluzioni dall'azienda e dal comune. La nostra è una protesta pacifica e chiediamo aiuto da parte di tutti perché c'è sempre stato detto di stare zitti e di portare pazienza, adesso basta. Servizio di Mirko Cavallin, e dopo il salvataggio del cedro di Piazzale Santa Croce andiamo a Padova, una polemica per un altro grande cedro ornamentale abbattuto, a quanto pare per errore, con la denuncia anche dei cittadini. Per un cedro salvato, quello di Piazzale Santa Croce, ce n'è uno invece che è stato abbattuto. La denuncia arriva anche questa volta dall'associazione Onda che si batte contro il taglio degli alberi. La vicenda riguarda il grande cedro di Via dall'Arzare nel quartiere Arcella a Padova. Gianluca Stefani, presidente del comitato, mostra le foto del prima e del dopo con il tronco dell'albero tagliato e ha subito contattato l'assessore al verde Antonio Bressa. Da una prima ricostruzione sembra che la pianta sia stata abbattuta per un errore della ditta incaricata della potatura. La giustificazione è stata che l'albero è stato abbattuto dalla ditta per un errore, che all'inizio avrebbe dovuto eseguire soltanto una rimonda del secco. Il fatto risulta di una gravità inaudita e inaccettabile. Chiediamo che l'assessore, il settore verde e la ditta si prendano le loro responsabilità, perché quello che è accaduto non può passare inosservato. L'assessore Bressa ha assicurato che la ditta pagherà il costo dell'albero, ma per i comitati resta un errore molto grave data la perdita della grande pianta ornamentale. L'associazione Onda, attraverso un legale, sta preparando un accesso agli atti per presentare poi un esposto alla procura e chiede che la cittadinanza intera si costituisca come parte civile. Servizio di Valentina Visentin, e chiudiamo con il cavallo colossale ideato da Antonio Canova, che è alto 4 metri, l'opera che è rimasta incompiuta e poi smembrata in fase di restauro a Bassano del Grappa. Sentiamo Mirko Cavallin.
Solo la morte di Antonio Canova nel 1822 a impedire il completamento dell'enorme modello in gesso di una statua equestre in bronzo per il re di Napoli Ferdinando IV di Borbone. Fu lo stesso artista di Possagno a realizzare il cosiddetto cavallo colossale tra il 1819 e il 1821. Donato al Museo di Bassano, fu sezionato 60 anni fa con l'obiettivo di trovargli una nuova collocazione, ma il progetto ha ripreso vita solo di recente grazie a importanti finanziamenti privati, statali e comunali. Ricostruire quest'opera monumentale del maestro Antonio Canova è anche una sfida tecnica. Le dimensioni di questo cavallo e la ricomposizione dei diversi frammenti che lo costituiscono fa sì appunto che questo intervento sia un intervento straordinariamente complesso e straordinariamente interessante, una vera e propria sfida. Uno studio specializzato sta consolidando i frammenti in gesso, incollandoli fra loro e integrandoli ove necessario, e sta anche costruendo una nuova struttura interna che servirà da sostegno statico all'opera e un basamento che proteggerà la scultura da elevate sollecitazioni sismiche. Intervento che ha una grande suggestione anche proprio perché questo cavallo giace nei depositi scomposto in tanti frammenti, per cui l'iniziativa di ricomporli è anche un'iniziativa che ha un'innegabile suggestione, no? Nella possibilità di rivedere finalmente ricomposta l'immagine figurativa di questo colossale cavallo alto 4 metri. Tutte le fasi del restauro sono documentate sui canali digitali del Comune e dei musei civici di Bassano. È tutto per questa edizione. Gli ospiti di Focus questa sera: Fabrizio Boron, Monica Coin, Marco Della Pietra, Leonardo Padrin, Domenica Zamara, Giorgio Denardi e Massimo Venturato. Grazie per averci seguito fin qui, grazie ovviamente ai nostri registi Francesca Pezzo e Tommaso Migotta, e vi auguriamo una splendida giornata. Arrivederci.